la presentazione ai soci di Elena Francesca Ghedini, che invito intanto a venire al microfono, sul tema Ovidio, amori, miti e altre storie, con la presentazione della grande mostra aperta questi giorni alle Scuderie del Quirinale a Roma, che durerà dal 17 ottobre al 20 gennaio 2019. Grazie. Grazie a te, ringrazio il Presidente di avermi concesso il microfono per presentare questo progetto che è per me il progetto di una vita. Ho cominciato a avvicinarmi a Ovidio grazie alla parola di un indimenticato maestro, Emilio Pianezzola, che è stato uno di coloro che ha riabilitato questo poeta, che era stato trattato da taluni un po' come parolaio superficiale, schiacciato dalla grande personalità di Virgilio e dal fatto che Virgilio era il poeta di corte e, come sappiamo tutti, la storia la scrive il vincitore, quindi Ovidio era stato un pochino marginalizzato. Il progetto nasce intorno al 2008 grazie a un finanziamento Cariparo e poi è proseguito fino ad ora, e l'occasione di ricordare questo poeta è stata appunto il bimillenario della sua morte, avvenuta fra il 17 e il 18 d.C. a Tomi. Io prego la Presidenza di cavarmi la parola a un certo punto, perché per me parlare di Ovidio potrei stare qui 3 ore, quindi non vorrei approfittare No. Tutti svenuti. Comunque allora, ricordo che questa non è una delle normali presentazioni di note, quindi hai un margine va bene. Grazie. Allora, vorrei anzitutto rispondere a 2 domande che mi sono state fatte da parecchia gente nei mesi in cui ero impegnata nell'allestimento della mostra. Le 2 domande sono: perché Ovidio e come si fa a mettere in mostra un poeta? Le 2 risposte sono assolutamente semplici. Perché Ovidio? Perché Ovidio è ancora fra noi. Ovidio ha segnato in maniera indelebile la cultura occidentale, sia dal punto di vista figurativo, sia dal punto di vista del lessico, della parola, dei personaggi. Noi non avremmo la Daphne del Bernini senza Ovidio, noi non avremmo il Narciso del Caravaggio, noi non avremmo frasi come non posso vivere né con te né senza di te, noi non avremmo l'ermafroditismo, cioè la parola ermafroditismo nasce da un personaggio di Ovidio, il Pigmalione nasce da un personaggio di Ovidio, quindi Ovidio penetra in maniera capillare tutta la nostra cultura e il nostro quotidiano. Ovidio ha dato forma a secoli di mitologia e l'ha trasmessa a noi attraverso i codici che pazienti, monaci hanno copiato nel chiuso dei loro monasteri, tramandandoci anche i suoi versi più audaci. Perché Ovidio è stato un poeta dell'amore, un poeta della fisicità, un poeta della gioia, un poeta di una gioia libertina che chiaramente, come adesso vedremo, non poteva piacere ad Augusto. Seconda domanda: come si fa a mettere in mostra un poeta? Beh, Ovidio, il parolaio Ovidio, ci offre il destro di raffigurare attraverso una tradizione figurativa che arriva praticamente fino ai giorni nostri quello che lui ha raccontato. Quindi la mostra è giocata su questi temi: la parola che si fa immagine e l'immagine che ispira la parola. Quindi ogni sala è contrappuntata dalle parole di Ovidio, ogni immagine raccontata con le parole di Ovidio, per far vedere come da un lato lui recepisce la mitologia precedente, dall'altro influenza quella che oggi è uno degli elementi figurativi che ci circonda, fino alla pubblicità. I temi della mostra. I temi della mostra sono 3: l'amore, il conflitto con Augusto e il mito. L'amore diviso nei 2 aspetti della bellezza delle donne, a cui lui dedica addirittura un poemetto, diciamo pubblicato intorno al 2-4 d.C., i cosmetici delle donne. Il conflitto con Augusto, quel conflitto drammatico in cui il potere limita la libertà di pensiero dell'intellettuale. E proprio su questo conflitto con Augusto stiamo organizzando a Roma il processo ad Ovidio, che si terrà al Teatro Eliseo il 5 di dicembre, proprio per vedere come, fino a che punto il potere
difende se stesso da coloro che hanno una visione diversa e fino a che punto Augusto ha approfittato di questo. Il conflitto con Augusto si è sviluppato su due piani, sulla morale e sulla religione. E questo cerchiamo di raccontare in mostra. Il mito, come ho detto, è qualcosa che ha percorso tutti i secoli per arrivare fino ad oggi. La mostra in cifre e poi comincio. Sono circa 250 opere che vanno dall'arte greco-classica di V-IV secolo a.C. fino praticamente ai giorni nostri. Sono pitture, sculture, gemme, cammei, rilievi, quadri di illustri pittori rinascimentali. Sono 82 musei prestatori e uno dei punti di forza di questa mostra, soprattutto un punto di forza culturale, ma per chi lo sa apprezzare anche visivo, sono i codici. Abbiamo una trentina di codici che fungono proprio da legame, da trasmissione dall'antico al moderno. Ringrazio la collega Federica Toniolo dell'Università di Padova che appunto ha curato questa sezione. 19 miti illustrati e cominciamo. La parola che si fa immagine, la parola che rende immortali. Nella prima sala questo è il tema. Il tema dell'immortalità ottenuta attraverso la sua poesia è un tema che Ovidio affronta fin dalla sua giovinezza. Lui scrive i suoi primi carni poetici, le prime elegie in onore di questa sconosciuta Corinna intorno ai 20 anni e già allora dice alla sua amante: la mia poesia ti farà immortale. Poi parla alla sua patria Sulmone, dice: Sulmona, io sarò per te quello che è stato Virgilio per Mantova e Catullo per Verona. E via così. E quando dall'esilio scrive alla moglie, gli dice: sì, tu soffrirai, ma io renderò immortale il tuo nome. E in questa prima sala noi appunto cerchiamo di rendere ragione del fatto che è la parola di Ovidio che lo ha reso immortale. Lo ha reso immortale a tal punto che entrando nella sala noi abbiamo un piccolo sacello, una sorta di sacrario, circondato, voi vedete, da queste scritte al neon, che sono l'installazione di un artista contemporaneo, Joseph Kossuth, che ha scelto la parola di Ovidio per creare un qualche cosa di nuovo e comunicare al mondo che quella parola è ancora viva. Ma noi, entrando in questo piccolo sacrario, abbiamo deciso di illustrare i codici, quei codici che hanno trasmesso appunto i suoi versi, rendendoli immortali. E in questo piccolo sacrario, dove i codici sono una decina, ovviamente non mi soffermo ad illustrare, ci sono 4 cose che mi sembrano interessanti da farvi vedere. La prima è questo codice, eccolo qua, questo codice sulla destra, che è il primo codice illustrato di Ovidio. È stato realizzato probabilmente a Bari ed è della fine dell'undicesimo, inizi del XII secolo. Voi vedete che a margine delle scritte, dei versi, delle metamorfosi, iniziano a essere raffigurate delle immagini. Ora, i codici di Ovidio sono stati trasmessi da quando lui ha creato la sua poesia in modo ininterrotto fino al XII, XIII, XIV secolo, però erano codici, per quanto ci risulta, soltanto di testo. Inizia a far vedere come la sua parola ispira l'immagine. E qui abbiamo per esempio un argo coperto dai 100 occhi, l'argo Panoptes, il guardiano di Io, che appunto comincia a essere raffigurato. Poi abbiamo l'immagine del poeta con il suo libro, ovviamente non è l'immagine del poeta, è un'immagine medievale, e poi abbiamo questo decreto dell'imperatore Tiberio che è della massima importanza perché lumeggia quella parte della vita di Ovidio che noi non siamo riusciti a mettere in mostra, che è la fine della sua vita. Quando Ovidio nell'8 d.C. abbandona la società dorata di Roma, dove viveva in mezzo a banchetti, belle donne, piaceri di ogni tipo, e viene cacciato al di là, ai confini del mondo, nell'ultima Thule, a Tomi. Tomi è sul Mar Nero, oggi è una stazione di villeggiatura, ma quando Ovidio viene mandato lì, Tomi non era ancora completamente romanizzata, era abitata da persone che parlavano soltanto il geetico, lo scitico, né il greco né il latino, e lui, dopo essere vissuto a Roma, si trova solo in un mondo sconosciuto, circondato da gente che non lo capiva, e dice: qui il barbaro sono io.
Ecco, tutto questo noi non siamo riusciti a raccontarlo, perché non abbiamo immagini, perché di questa parte della sua vita abbiamo soltanto la sua parola. Però abbiamo questa straordinaria testimonianza che viene da Tomi, che ci è stata prestata appunto dalla Romania, che è un decreto dell'imperatore Tiberio che dice, con parole quasi identiche a quelle che usa Ovidio nelle sue lettere disperate dall'esilio: qui devo mandare i soldati per pacificare questa regione che è assolutamente fuori controllo. E i nomi dei due magistrati che sono mandati, Pomponio Flacco e Giulio Vestale, sono due nomi che noi ritroviamo nei testi di Ovidio. Quindi questo cosa vuol dire? Che tutto quello che lui ci dice era assolutamente vero. Insisto su questo punto perché gli addetti ai lavori sanno che qualcuno ha perfino dubitato della veridicità delle lettere di Ovidio dal Ponto, perché sembrano talmente esagerate, ma qui abbiamo un decreto, qui abbiamo l'imperatore che certifica quello che Ovidio dice. Un'altra chicca che c'è all'interno di questo piccolo sacrario è questo quadro di un pittore ferrarese degli inizi del Cinquecento, un ritratto di ricostruzione, questo è assolutamente evidente, quadro che non era mai stato esposto, quindi una novità assoluta, proprietà di una banca, che mostra come vedevano nel Cinquecento questo poeta con un'aria riconoscibile dallo stilo, dal libro, dal calamaio e da questo turbante che allude all'Oriente. Voi potrete chiedermi, ma come fai a essere sicura che sia Ovidio e non uno qualsiasi dei poeti che nel Cinquecento erano noti, poeti classici che erano noti? Beh, sono sicura e non ho dubbio alcuno, perché sulla destra di questo personaggio è raffigurato un mito che è un'invenzione ovidiana. Il mito di Latona che trasforma in rane i contadini sciti, lici. Vedete che i due personaggi proprio stanno buttandosi nello stagno e sono diventati rane. Quindi è un tema ovidiano ed è stato messo lì, ed è un tema che non era mai stato raffigurato, pochissimo raffigurato in precedenza, è stato messo lì come elemento di individuazione della personalità di questo poeta. Proseguendo, ci avviciniamo adesso al cuore della mostra e al tema dell'amore. Vedete le scritte di Kossuth che appartengono alla prima sala introducono nella seconda, che è dedicata all'amore. Bellezza, seduzione, erotismo. Accoglie il visitatore una sorta di giardino d'amore dominato da due tra le più belle statue che ci sono pervenute, sono copie romane di creazioni, l'Eros con l'arco è una creazione lisippea, la Callipigia, che è il simbolo della mostra, le più belle terga del mondo antico, assume in sé proprio il senso della passione, dell'amore che Ovidio voleva trasmettere. È l'allegria, la gioia, la bellezza, la malizia, tutto quello che certamente Augusto non poteva amare. Vi dicevo la parola e l'immagine. Ecco, l'immagine dell'Eros è contrappuntata dalla frase ovidiana che descrive proprio quest'opera, perché Ovidio lo conosceva l'Eros di Lisippo: piegato il ginocchio, curvò il flessibile corno e colse dite nel cuore col missile alato. La sala è divisa in due parti. Da una parte ci siamo ispirati alla bellezza e abbiamo cercato di mettere in mostra oggetti coevi ad Ovidio, che forse Ovidio poteva anche aver visto, perché anche questo è un elemento che secondo me può attirare, l'idea di far vedere manufatti che facevano parte del mondo quotidiano del poeta. Quindi abbiamo i trucchi, i belletti, i gioielli, abbiamo questo affresco pompeiano che fa vedere come la donna si prepara a un incontro d'amore. Beh, a me piace pensarlo, comunque si sta agghindando. E Ovidio sottolinea questo aspetto, un bell'aspetto, lo dà una cura assidua, invita le donne a pettinarsi, a nascondere i loro difetti, ad essere gradevoli, diciamo, a cercare di piacere con ogni sistema. Nella parte destra della sala invece c'è l'erotismo. Ovidio ha una capacità di trattare i temi anche più scabrosi e io quando leggo certi versi, che non vi ho riportato, ma ve li andate a leggere, nell'arte di amare, perché Ovidio non solo scrive d'amore in maniera tradizionale, ma innova la poesia d'amore, creando addirittura
la didattica. Lui si fa maestro d'amore e spiega agli uomini prima e poi anche alle donne come sedurre, come conquistare, come abbandonare anche un amore divenuto importuno, che è una delle cose che sappiamo tutti, passati lontanissimi, è una delle cose più difficili. Quindi la cosa su cui lui si sofferma sono certi gesti dell'amore. E l'amore crea il piacere in 1000 posizioni. Felice chi si consuma nelle battaglie di Venere. Qui abbiamo scelto alcune immagini, ce ne sono anche di più hard, ma ve le andate a vedere se volete, alcune immagini che sono desunte dal repertorio coevo del I secolo d.C., che non necessariamente ispirato alle sue parole, ma che rende però quello che era il sentire comune, la gioia dell'amore, la libertà, il piacere senza costrizioni. Ovviamente questo è il primo grande scontro con Augusto. Augusto, voi lo sapete, fu uno dei più astuti politici del mondo romano e forse anche del mondo attuale, perché riuscì attraverso l'astuzia di ricostruire, di restituire la Repubblica, ad assommare nelle sue mani tutto il potere. E giocò la sua immagine, mentendo come sanno mentire solo i politici, giocò la sua immagine su due aspetti: la moralità, che proprio gli era estranea, ma che però era la facciata dietro cui si nascondevano tutti gli intrighi di corte, e la religione. Due aspetti su cui si scontra con Ovidio. La moralità, abbiamo visto, la concezione di Ovidio era di un amore libero, mentre Augusto voleva una società e continuava a emanare leggi per la moralizzazione dei costumi. Come abbiamo scelto di raccontare questo Augusto? Augusto l'abbiamo scelto nelle sue vesti di pontefice massimo, nelle sue vesti di garante della Pax Deorum, quindi col capo velato, in atto di esercitare il suo ruolo di protettore della città attraverso il rapporto che aveva instaurato con gli dei. Accanto a lui c'è la moglie Livia che, per inciso, lo ricordo a chi non lo ricordasse, lui sposa incinta di 6 mesi di un altro uomo, quindi avete voglia della moralità. Però da quel momento in avanti, siamo intorno al 38 a.C., Livia gli sta vicino fino alla morte e diventa la sua consigliera. Diventa colei che, sempre di facciata, è la sedula matrona romana che cuce le vesti per il marito, mi immagino quante ne abbia cucite, assieme alle figlie, alle nipoti, eccetera. Quindi loro sono i due pilastri su cui si fonda la politica di Augusto. E però, come spesso succede anche nelle nostre case, la contestazione alberga all'interno della sua stessa casa. E la contestazione contro Augusto prende il volto di Giulia Maggiore. Abbiamo scelto alcune immagini di protagonisti di quel tempo per il volto di Giulia Maggiore, che era l'unica figlia di Augusto, figlia di primo letto dell'imperatore, la quale fu fin dalla giovinezza, a 14 anni, aveva solo 14 anni quando fu sposata a Marcello, fu fin dalla giovinezza sacrificata alla ragion di Stato. Giulia non ci stava. Giulia cominciò a contestare il padre prima proprio su quelle leggi morali che a lui erano tanto care, e poi anche sul piano politico, vagheggiando uno Stato diverso da quello che il padre sosteneva. Giulia era innamorata del modello di monarchia assoluta orientale, che in realtà Augusto poi realizzava, ma sotto le vesti mendaci di una repubblica restituta. Giulia Maggiore era amica di Ovidio, tanto che c'è qualcuno, forse non sbagliando, che vede in Corinna, la prima amante di Ovidio, proprio la figlia di Augusto, Giulia Maggiore. Ma questo potrebbe anche non essere. L'importante è che Ovidio frequentava la casa di Giulia Maggiore ed era legato a questo gruppo di contestatori. Anche questo non sarà piaciuto ad Augusto. Quando Giulia Maggiore viene esiliata nel 2 a.C., lo scettro della contestazione passa nelle mani della figlia secondogenita di Giulia Maggiore, Giulia Minore. Giulia Minore aveva 17 anni quando la madre viene esiliata e in quel momento diventa in un certo senso il capo, l'alfiere di un partito, fra virgolette, di un partito che contesta l'imperatore.
Anche lei incorre poi nell'accusa di facili costumi e viene esiliata nell'8 d.C. In questo momento anche Ovidio viene cacciato da Roma in una maniera drammatica. Lui lo descrive con parole veramente accorate. Quando lui esce per l'ultima volta dalla sua casa, vede la luna alta sul Campidoglio. Era una notte di ottobre, un'ottobrata romana. Questa luna che illuminava il Campidoglio e la sua casa e che lui sapeva che non avrebbe mai più rivisto. L'8 d.C. quindi è un momento drammatico nella vita del poeta e noi abbiamo cercato di illustrare anche le altre motivazioni di questo scontro, che è lo scontro sul piano della religione. Abbiamo visto che per Augusto la religione era fondamentale per la Pax Deorum e Augusto era particolarmente legato ad alcune divinità. Era legato a Venere, che era la capostipite della casata Giulia, a cui lui apparteneva grazie all'adozione da parte di Giulio Cesare, e la Venere di Augusto era questa Venere maestosa, severamente vestita. Era legato ad Apollo, era legato ovviamente al sommo Giove. Vediamo adesso come Ovidio tratta questi dei e vediamo come abbiamo cercato di raccontarlo alla gente. Ecco. Venere, la Venere di Ovidio non è l'Augusta genitrice, ma è una Venere che ama provocare, una Venere maliziosa, una Venere assolutamente di liberi costumi. Per raccontare questo abbiamo da un lato illustrato, scelto la bellissima Venere degli Uffizi, la falsamente pudica che provoca più che coprirsi, e esattamente l'abbiamo illustrata con le parole del poeta. Venere stessa, quando depone le sue vesti, si protegge il pube a metà ripiegata con la mano sinistra. È proprio la fotografia di quello che voi vedete, ma da questo momento in avanti si irrompe nella mostra il tema della modernità. E infatti abbiamo cominciato a far dialogare l'antico con il moderno. Ecco quindi come la Venere del Botticelli, che abbiamo avuto in prestito da Torino, è chiaramente ispirata alla stessa posizione della Venere classica, la Venere che Ovidio conosceva, e mostra come questo dialogo fra antico e moderno diventa sempre più serrato. Ma Venere non è solo questa maliziosa e falsamente pudica fanciulla che si copre e si scopre. Venere è anche una traditrice seriale. E l'episodio che abbiamo scelto è uno dei più boccacceschi che Ovidio racconta. Non è un'invenzione ovidiana, l'episodio è già in Omero, ma Ovidio coglie gli aspetti più salaci della scena. Venere tradisce il legittimo marito Vulcano con Marte, che era certamente più aitante. Vulcano, voi lo sapete, era zoppicante, e Ovidio proprio si sofferma su questo aspetto dicendo che durante i loro amplessi e dopo i loro amplessi Venere imitava la natura claudicante del marito. Anche questo era un'offesa alla divinità. E abbiamo una terracotta ellenistica che mostra come i due amanti giacciono in un letto legati da sottili catene, perché Vulcano aveva preparato sul letto dove loro si incontravano queste sottili catene che li avevano imprigionati, e aveva poi chiamato tutti gli dei dell'Olimpo a vedere i due amanti. E qui c'è un'altra battuta divertente di Ovidio che dice: uno degli dei, non mi ricordo più se Mercurio o chi altro, dice a Marte: beh, se stai scomodo là, guarda che prendo io volentieri il tuo posto. Quindi cioè il gusto dell'irridere la divinità, scanzonato, libero, forse neanche in malafede, ma semplicemente per la gioia della battuta. L'altro dio che era particolarmente caro a Ovidio è Apollo, e anche Augusto, scusate, l'altro dio particolarmente caro ad Augusto era Apollo. E Apollo viene trattato non meglio di Venere, perché di Apollo non si sottolineano gli aspetti positivi, dio della medicina, dio della musica, dio delle arti, protettore della città, ma gli aspetti in cui egli appare più vendicativo e crudele. Abbiamo quindi scelto la strage dei Niobidi, l'Apollo e Marsia, dove il povero Marsia finisce scorticato, e poi un altro tema abbastanza negativo che vedremo nella prossima diapositiva. Per illustrare i Niobidi abbiamo scelto non solo la stupenda Niobide Chiaramonti che costituisce il fulcro della sala, ma anche
queste 3 statue che provengono dalla villa di Ciampino presso Roma e sono venute alla luce veramente in tempi molto recenti, non più di una decina d'anni fa. E la villa di Ciampino è per noi particolarmente importante perché questa villa sembra essere stata di proprietà di Valerio Messalla Corvino, e Valerio Messalla Corvino era il mecenate di Ovidio. Quindi queste statue Ovidio le ha viste, ha recitato la sua poesia di fronte a loro. Ci piace pensarlo, è una fantasia, però certamente è una cosa importante. Abbiamo come sempre il dialogo fra antico e moderno. Per far dialogare l'antico col moderno abbiamo scelto il quadro di Camassei, perché nel quadro di Camassei è ben raffigurata questa scena, la scena più drammatica di tutto il racconto, quando dopo aver ucciso 13 figli di Niobe, che si era vantata di essere più brava di Latona, Apollo e Diana, cioè la madre Niobe, scongiura Apollo e Diana di risparmiare l'ultima. Ne restava ancora una, dice il poeta, con tutto il corpo e tutta la veste la copre. E lasciami l'ultima, grida la madre, è la più piccola. Di tutte ti chiedo solo la più piccola, lei sola. E mentre prega, colei per cui prega muore. A questo punto Niobe è trasformata in pietra. Cioè, è impietrita dal dolore ed è una pietra che continua, dice Ovidio, a trasudar lacrime. L'altro racconto in cui il nostro Apollo viene preso in giro è sulle sue sconfitte amorose. Ora, tutti gli dei dell'Olimpo avevano fortuna in amore. Apollo no. Tutte le storie d'amore di Apollo finiscono male. Qui abbiamo scelto questo pezzo di cassone, la fronte di un cassone di un seguace giorgionesco che mostra Apollo e Dafne, mentre la ninfa, pur di non sottostare alle voglie del dio, si trasforma in alloro, quell'alloro che diventerà per sempre il simbolo di Apollo. Non meno diciamo, male, non meglio tratta Giove, Ovidio tratta Giove. Perché Giove non è il dio, il padre di tutti gli dei, il signore del cielo e della terra, il signore delle tempeste, ma è un amante insaziabile, un violentatore seriale. E abbiamo scelto in questa sala 3 miti, li abbiamo scelti non a caso, perché sono 3 miti che Ovidio stesso tratta assieme. Sono il mito di Io, atterrita dalle corna, poi il mito di Leda, colei che fu ingannata dal seduttore sotto l'aspetto di un uccello acquatico, e quella, il mito di Europa, che, trasportata sul mare da un falso toro, ne teneva le arcuate corna con le sue mani fanciulle. Da questo momento in avanti ogni mito è raccontato con oggetti antichi, codici, oggetti moderni, in modo da far capire proprio la filiera che unisce il mondo antico al mondo moderno attraverso la parola di Ovidio. Vado un po' in fretta perché vorrei parlarvi, almeno accennarvi tutto quello che c'è nel piano superiore, perché mentre il piano inferiore è dedicato a illustrare le motivazioni dello scontro con Augusto attraverso i 2 temi dell'amore e della religione, tutto il piano superiore è dedicato alle metamorfosi. E non poteva essere altrimenti, perché le Metamorfosi, il gran poema delle passioni e delle meraviglie, come ha definito con un'immagine che secondo me non ha ancora trovato l'eguale Concetto Marchesi, è il poema che lo ha fatto grande, anche tutti gli altri, ma questo è quello che ha inciso maggiormente. Quindi noi abbiamo iniziato con le sue parole: l'estro mi spinge a narrar di forme mutate in corpi nuovi, o dei, datemi un supporto. È un passo importante perché tutti noi pensiamo alle Metamorfosi come una collazione di miti, ma non sono una collazione di miti a caso, sono una collazione di miti che narrano la storia dell'uomo dal caos primigenio, che è la prima metamorfosi, dal caos all'ordine, fino al tempo di Augusto. E attraverso questa carrellata il poeta racconta appunto di tutta la tradizione mitologica. Nel piano superiore abbiamo deciso, ogni sala è dedicata o a un mito o a coppie di miti che hanno un senso comune. Il primo mito che abbiamo deciso di illustrare alla gente è il mito della passione d'amore fra Venere e Adone. Adone, figlio della colpa, perché Adone è il figlio dell'incestuoso rapporto che Mirra ha con il padre Cinera,
Adone ha in sorte un destino tragico e non poteva essere altrimenti, però è il più bello dei mortali. Venere si innamora di lui e si innamora di lui. Qui abbiamo cercato di raccontare anche l'antefatto, perché è solo Ovidio che ce lo dice. Si innamora di lui perché, abbracciando il figlio Eros, che voi sapete era il dio dell'amore, Eros la ferisce a una spalla con la freccia e la freccia di Eros porta all'amore. Lei vede il bel giovane Adone, si innamora di lui, abbandona i santuari e, come una qualsiasi fanciulla, anche questo, la capacità di entrare nell'animo femminile della donna innamorata è straordinaria in Ovidio. Come una qualsiasi fanciulla lascia tutto per seguirlo. Ma un giorno deve tornare al santuario di Cipro e si raccomanda ad Adone non andare a cacciare, non esporti a rischi inutili, ma il giovane ovviamente non l'ascolta, viene ferito da un cinghiale e qui abbiamo scelto una serie di quadri del Seicento perché questo tema ebbe nel Seicento una fortuna veramente amplissima quando la dea, sentito il gemito dell'amante, corre per cercare di soccorrerlo, ma può soltanto assistere alla sua morte. Allora prende un nettare odoroso, lo versa sul sangue del suo amato e dal sangue, adesso mi taccio, dal sangue sorge l'anemone, che è il bellissimo fiore, delicatissimo come Adone, i cui petali il vento disperde. Proseguendo, arrivo velocemente verso la fine, salto tutte le sale centrali, se volete andate a vedere, perché ho paura di aver superato il mio tempo, e ci avviamo verso la fine, dopo aver raccontato di Arianna e Proserpina, dopo aver raccontato di Piramo e Tisbe, i Giulietta e Romeo del mondo antico, la storia è identica, probabilmente la conoscete, dopo aver raccontato del Narciso e fatto vedere come il Narciso caravaggesco è debitore del Narciso del dolce, di questo giovane che si specchia nella fonte, dopo aver fatto vedere l'Ermafrodito, il bellissimo giovane che diventa uno solo con la ninfa Salmacide. E non sono più due, dice il poeta, ma una duplice figura, impossibile a dirsi donna o ragazzo, che ha l'aria di nessuno dei due e di tutti e due. Poi abbiamo una sala dedicata a Ippolito e Meleagro, gli eroi cacciatori uccisi per intrighi di famiglia. Ippolito perché la matrigna Fedra lo denuncia come se lui avesse voluto violentarla, invece aveva rifiutato il suo amore. Meleagro che viene ucciso dalla madre per vendicare i fratelli che erano stati uccisi. I giovani che volano, e qui il tema è l'audacia, la baldanza giovanile che viene punita, ma Ovidio ha parole di tenerezza per questi due giovani che sfidano il cielo e che si guadagnano una morte tutto sommato eroica. E poi ci avviamo verso la fine della mostra e non potevamo che scegliere Ganimede. Perché non potevamo che scegliere Ganimede? Perché Ganimede è il primo apoteosizzato della mitologia. Ganimede diventa immortale grazie alla sua bellezza e grazie alla sua scienza, dice Platone. E quindi l'illustrazione del mito di Ganimede prefigura quella che è l'apoteosi del poeta, quell'apoteosi che lui aveva cercato tutta la vita e quell'apoteosi che con orgoglio luciferino chiude le Metamorfosi con queste parole: ho ormai compiuto un'opera che non potranno cancellare né l'ira di Giove, né il ferro, né il fuoco, né il tempo divoratore. La parte migliore di me mi trasporterà più in alto delle stelle e il mio nome resterà indelebile. E con queste parole Ovidio torna vittorioso a Roma e tutto sommato io lo vedo più grande di Augusto e penso che abbia vinto la sua battaglia sulla storia se ha perso la sua battaglia sulla vita. Grazie.